Allora, Antonio Zanchin, come... Io entrerei così. I 5 Stelle pagano l'inesperienza totale, cioè proprio da come hanno lavorato dimostrano proprio che non avevano uomini, diciamo così, competenti, e sono caduti in mano all'uomo giusto, no, per autodistruggersi. No. Salvini ha fatto il suo dovere, nel senso, li ha portati dove voleva. Il problema è quello che ci costa sta roba qua. Bravo. Perché i 5 Stelle, se fossero stati diretti da furbi, una volta incontrato i vari reparti della politica, dovevano solo decidere una cosa: andare al voto subito. Dovevano portare la gente a decidere se fare una maggioranza con uno solo oppure no. Questo dovevano fare, perché hanno detto che aprivano il governo come una scatola di tonno. Bene, sì. Lo possono fare anche adesso, se hanno dei dossier per dire dove ha sbagliato Salvini o dove ha sbagliato gli altri. A me, grazie. Diciamo così, in ultima, cominciavo a vedere nella gente, non nei tifosi, cominciavo a vedere una certa tranquillità. Da noi qui il lavoro c'è, no, la gente cominciava a spendere con tranquillità, c'era un momento di ripresa. Adesso torniamo un'altra volta. Io oggi ho voluto sondare 300 persone così, perché sono amici, no, su Facebook o WhatsApp, e diremo che dal 30 al 35% sono a pro di questa manovra fatta da Salvini, ma non nella maggioranza assoluta. Tutti quanti temono qualcosa, no? Capito? E allora diciamo che i 5 Stelle dovrebbero imparare che in politica, ma non loro solo, anche altri, si può anche dire, cioè parlare male oppure offendere in maniera limitata le persone, perché siccome siamo in uno Stato in cui non c'è la sovranità del Presidente del Consiglio, ma c'è la coalizione che va a dirigere, bisogna per forza, prima o poi, la Democrazia Cristiana parlava con i comunisti, parlava con i socialisti, sempre da anni succede questo in Italia, perciò prima o poi bisogna parlare. Sta gente qua che adesso ha promesso mari e monti, reddito di cittadinanza, salario minimo, quota 100, cioè cosa ha fatto? Ha portato gente a pagare 2 volte, perché se uno va in pensione, certamente lui ha messo via dei soldi, certamente, ma con la vita che abbiamo davanti, guardo me stesso, per fortuna, con la vita che abbiamo davanti, io i soldi che ho messo via, anche se lavoro ancora e pago, no, prima o poi terminano, e allora pago 2 volte le persone, perciò finché una persona è attiva deve lavorare, non c'è niente da fare, non puoi mandarla in pensione. Se fa un lavoro usurante lo capisco, però se no, se uno è impiegato, lo devi, se mi dici che non è capace di adoperare il computer e la tecnologia, è una bugia, perché io stesso a casa mia ho imparato a farmi le fatture, tenermi tutti quanti i libri a cui ho bisogno, e non ho un'età giovanile, insomma, sto bene, ma ho imparato, sono andato a scuola per imparare ad operare bene il computer, no. Perciò di fronte a queste cose qua, questo che mi stupisco, qui secondo me c'è una cosa diversa, diciamo, facciamo un po' un discorso da bar, qui non volevano fare la finanziaria, qui il problema era dire alla gente la verità, non abbiamo i soldi per fare quello che abbiamo detto, le bugie vengono al pettine e adesso il pettine sta per arrivare e questi qua preferiscono rompere, perciò noi in Veneto ci rimediamo 14 milioni di euro per il referendum sull'autonomia abbiamo fatto, salta, no, secondo me perché ha sbagliato Zaia, perché c'era l'articolo 132 che non ci vincolava come ha vincolato questo, no. Non ci vincolava e potevamo arrivare direttamente al Parlamento, se lì ce lo votavano contro non c'era niente, vuol dire che la prossima volta il Nord votava tutto compatto per se stesso, però adesso che il Sud venga a dirci cosa dobbiamo fare a noi, e come fa la Lega sudista
a dire al nord che loro faranno le cose. Ma stiamo scherzando? Cioè questi qua hanno venduto anima e corpo per il potere personale e adesso ci vengono a dire che loro faranno cosa? Faranno che? Quando hanno detto riscriviamo noi l'autonomia al sud, questi non faranno niente, questi Napoli, vivranno di potere, no, perché la pletora che ha Petronio Salvini non è tutta farina del suo sacco, ma io conosco la Lega vecchia, non conosco quella giovane, no, però dico io, c'è una pletora di personaggi attorno a Salvini che per salvarsi il culo e avere lo stipendio farebbero carte false. Zanchini vuole farlo passare come il dittatore, no? Quello che fa il dittatore, non è assolutamente vero. È lui che ha chiesto il potere in diretta. Stava lì parlando la sera che non ho a San Maudia dall'altra parte e lui ha detto se ho il potere mi dovete dare. Vabbè, è un modo di dire cosa vuoi che se mi votate, è un modo diciamo... Ma sono cosciente di quello che dice. E mio pure non sia mia cosciente, Sono il potere, guarda. Se gli è scappato, diciamo che Di Maio è Pinocchio, se non ho il Lucino sì, va bene, è la gente di vota, è la gente che ha votato, ragazzi. Cioè questo è Lodi dice che se Pinocchio sia Lucino sono i asini. Va bene, va bene, mia teo, non ho bisogno di giustificarmi. No, ma ci mancherebbe. C'è paura dell'uomo solo al comando? Cioè si sente dire ma insomma sarebbe troppo dare a Salvini, troppo potere, o se invece Salvini dovesse dimostrare di saper risolvere problemi come quelli dell'immigrazione. Vedi, direttore, il problema è questo qua, noi siamo in una nazione che ha un centro bulimico. Bulimico, sì. Cioè, se lei è malato di bulimia e va in ospedale, le dicono se non vuole morire deve fare una dieta, no, perché se no, ecco, noi abbiamo il centro Roma, diciamo politico, no, che è bulimico, mangia, no, e noi proviamo a sanare questa cosa, ci mettiamo qualche laccio, no, ma questi mangiano, no, è impossibile, e allora la mia forza politica e altre che stanno tornando a rimettere in piedi il sistema che aveva, diciamo così, prospettato il professor Miglio, no, che era quello della macro regione nord, centro e sud, perché solo in quella maniera là diamo ad ogni zona, no, un potere di governare, no, omogeneo, e possiamo controllare, no, meglio quelle zone che non si fermano nel mangiare, capito? Se noi facciamo questo, e questo era nella Lega all'inizio, questo era il progetto che molti leghisti avevano sposato, e ci troviamo con una persona che oggi dice prima gli italiani. Ma quali italiani? Quelli del nord o quelli del sud? Questo è il problema, perché io non voglio essere, cioè, no, lungi da me che sia razzista, per me se viene là uno che ha bisogno di lavorare, faccio lavorare, no, e lo pago bene e buonanotte suonatori. Però il problema è questo qua, alla politica come si fa a mettere un freno? L'imprenditore che oggi lavora qua al nord, che paga l'energia elettrica di più degli altri stati europei, che paga le tasse, che paga i ritardi delle strade, che paga una burocrazia infinita, no? Che non ha risposte certe, come fa a investire? Vuole che dica, se un imprenditore potesse andare al sud e investire, come è andato in Romania e altro, no, vuole che vada in Romania a investire, andrà al sud a investire, no, ha tutta convenienza di investire, purché abbia certezza che non c'è la malavita, abbia certezza che ci sono le strade, abbia la certezza che l'aeroporto o i treni funzionino. Allora io non sto qui a scandalizzarmi sulla TAV, sul buco, capito? C'era da fare le ferrovie in Italia prima, ad alta velocità. Questo è il problema. Poi il problema è Padova-Milano, Padova-Brescia. Questa è la tratta che adesso serve. Non serve il buco. Il buco a Sarkozy glielo faccio in un altro posto, ha capito? Però quello lì non serviva.
Questa è una cosa che non serviva a niente, serviva qui nel nostro Sta territorio. parlando di Torino-Lione, Sì, sì. Cioè, questa è una scusa, perché non serviva, potevi dire no 100 volte, andava bene, perché quello che serve è Padova-Brescia, capito? Lì ai vicentini, ai bresciani, ai padovani serve la velocità, serve la velocità, arrivare a portare su gli agrumi, anziché avere 1000 camion, avere un treno di 700-800 metri che cammina a 200 km all'ora. Questo è quello, e investivi nelle maestranze nostre che lavoravano tutti. Questo è. Voi vi Ma presentate... perché si sono persi nel buco della Torino-Lione? Perché si sono persi là? Quello non serviva a niente, potevano dire no, andava bene lo Quindi stesso. su questo lei è con i 5 Stelle, insomma. No, non sono con i 5 Stelle, ma dico, se questo è il momento, se questo è il motivo, è un motivo troppo puerile, troppo... No, qui c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. C'era bisogno di sfatare la Russia, di sfatare il fatto che l'Italia è in mezzo a due fuochi, tra Russia e America, per disgregare l'Europa, e la mia paura per modo di dire, c'è quella che facciamo la figura sempre di quelli che cominciano la guerra con uno e la finiscono con un altro, o facciamo la sovranità del nostro paese. E la sovranità va data dal fatto che io pago i debiti, perché se io in banca ho un buco e vado a chiedere soldi, non me li danno. E l'Italia in questo momento ha un buco e deve risolvere quei soldi là. All'imprenditore deve dare tranquillità, deve essere, quando va fuori deve avere la sua faccia è pulita, però deve avere anche lo Stato che è pulito. Poi vi presentate alle regionali come Grande Nord, che non si sa ancora. Questo non so, quello che hanno votato in Parlamento è solo quel tratto là, perché tutto il resto no, sta buono. Sì. La Padova-Brescia, che è quella che interessa di più al corridoio, che a noi ci interessa di più, deve essere ancora progettata. E allora cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di scavare un qualche cosa. Ma viene fatta tutta, non è che si fa un ti tratto, dico, basta. avete rotto le scatole con quello scavo là? No. Per 3-4 mesi? No. Avete fatto una votazione in Parlamento? No. E ha fatto cadere il governo sul nulla. No, Il problema, scusa, il problema aspetta, no. La Lega è andata con un'idea sola dall'inizio alla fine. Dove? Da Padova parte un treno che in 8 giorni è a Pechino, da Padova. Parte un treno che in 8 giorni è a Pechino. Sì, ma non è che l'hanno fatto da ieri a oggi. Scusa, il problema è che voi avete parlato del Torino-Lione e io ti dico, non ho detto che non serve, io ho detto solamente che prioritaria è il tratto che è ancora da progettare, che va da Padova a Brescia. Questo è il tratto che ci interessa a noi. L'altra roba è una conseguenza. Può essere fatta anche solo dall'Europa, possiamo dare il permesso, Europa la vuoi, te la scavi tu, lavoriamo noi, te la scavi tu. Hanno concesso il reddito di cittadinanza e la Lega l'ha votato. E per fortuna che non l'hanno chiesto in tanti, ecco, bene. Perché sono stati proprio il fatto che si è risparmiato, perché l'hanno chiesto in meno. E questo qua vuol dire lasciare ancora la gente del sud ancora più schiava, ridurla alla schiavitù totale, capito? E qua la Lega ha votato anche lei, non può dire l'ha fatto 5 Stelle, no, hanno votato assieme e certe cose le hanno votate assieme, e i debiti sono aumentati. Comunque io ripeto, io sono qui stasera perché voglio ribadire che dobbiamo, come popolo veneto, dobbiamo scendere in piazza a difendere l'autonomia. Questo è il problema. Cioè io il 15 di settembre sarò in piazza dall'Orto a Venezia con le bandiere venete per difendere i nostri diritti. Non vado a santificare Salvini a Pontida, che ci saranno il 70% di persone del sud che andranno a gridare Salvini, perché da lui pretendono il reddito di cittadinanza futuro.
non lo pretenderanno certamente da me. No, è perché la realtà è questa qua. Perché si chiede sempre forza al popolo quando si fa l'atto della croce? No, solo là si chiede forza al popolo e poi il popolo viene dimenticato, viene solo messo così. Perché Zaia non chiede al popolo veneto di scendere in piazza a difendere come fanno i catalani? Perché 3 milioni, 4 milioni di veneti non devono scendere in piazza con le bandiere a dire noi vogliamo l'autonomia? Perché non lo fa questa cosa qua? Lui è il capo bastone qua, lui deve farlo.